Ciao a tutti, vabbè, questa secondo io la fascia la sono messa così perché così mi stringevo. Vabbè, andiamo avanti. Ho fatto un delfino che adesso vi faccio vedere. È staccato un pisla, perfetto. In realtà se la mia mano non vedete bene. Ecco. Questo è il delfino. Vi faccio vedere come praticamente faccio questi lavori. Allora io praticamente uso varie pinze. Io uso varie pinzette che adesso stanno attaccate vicino alla scotch, perfetto. Uso questa che però sarebbe tipo come con la pinzetta bianca perché ha queste punte così. Vi faccio una dimostrazione. Tu basta che prendi pisla, non vedete, il pisla è questo, poi lo mettete qua dentro, lo mettete sul telaio, mo prendo un telaio a caso, questo, e lo mettete così, non così come ho fatto io, lo appoggiate, guardate da sotto, lo appoggiate e lo lasciate, così viene. Lo potete spostare per di qua, rimango sempre in questo telaio. Poi uso anche queste pinzette, mi sarebbero per le sopracciglia, però nessuno le sa, ho detto me la prendo io. Praticamente prendendo il pisla, io lo faccio sempre di così, lo potete mettere anche più facilmente. Lo mettete così. Poi uso anche lo stuzzicadenti, che praticamente adesso devo farlo per forza vedere di così. Lo prendo così e lo prendo. E viene tipo una sottospecie di spiedino. Avete visto il mio bellissimo pantalone? Potete piegarsi. Ecco qua. Ho detto la bugia prima giorno. Si è rotto il caricabatteria. Vabbè, andiamo avanti. Quindi insomma io devo andare. Uso queste 3 pinzette. Veramente ne so 2. Perché ho perso lo stuzzicadenti. Spero che non me lo incippo da qualche parte. Vabbè. Dopo comunque io ho fatto questo bellissimo, delizioso delfino. Lo volevo far vedere perché no, non lo posso fare. Sta ancora il telaio dietro e vi faccio vedere come io lo eseguo. Vabbè, fate la forma del delfino e mettete così. Allora, questo è il delfino.
E questi hanno vari pezzi di scotch. Allora, così è rotto. No! Si è rotto un pisla. Eccolo. Il nasino si era rotto. Ecco. Aspettate. Non so come mettermi per farvelo vedere. Forse meglio non me lo... Però lo mantengo per piedi. Noi prendiamo lo scotch e lo mettiamo qui così. Allora, logicamente quello scotch deve essere dritto, si è fatto una mattina. Solo scotch. Secondo me faccio prima a prenderlo. Vabbè. Ecco qua. E questo è il delfino scoccionato. Poi apro di nuovo il coso, un altro pezzetto e lo metto qua. Ora con le pinzette che adesso vado a prendere la sopracciglia. Ui, perché mi sono mossa? Ecco qua. Con le pinzette di sopracciglia andiamo ad alzarlo. Io dico la forma e non tutto lo scotch. Ecco così. Come potete vedere lo scotch sta dietro. Ho preso un attimo il neon. Ecco. Poi andiamo a levare piano pianino. Ecco. 3 step. E ci rimane la forma. Io ho fatto con questo qua, ma voi se avete lo scotch di carta, fatelo di carta. Vabbè. Poi andiamo a mettere la carta da forno qua sopra. Ecco. E poi andiamo a stirare. Questo era il mio tutorial come imparare a stirare una forma in pochi minuti. Invece, perché vi racconto una cosa, io di questi qua ne tenevo 2. Uno che si sono squagliati tutti i violi e ho dovuto buttare anche Pisla, e invece un altro, questo qua che è intero. Praticamente lo sto mettendo, vabbè, ma io lo metto così. L'ho stirati talmente tanto che non si sono più staccati e l'ho dovuto regalare con il telaio dietro. Ho detto alla mia amica: guarda Sofia, l'hai lucidato, come è venuto bene. Io ho detto: no, veramente si è attaccato il telaio dietro. Vabbè, questo è il tutto e ci vedremo alla prossima puntata. Questo è il mio quinto video, se non mi sbaglio. Vabbè, quindi non ne potrò fare, ne farò altri domani. Ciao! E mettete un bel pollicione all'insù. Aiuto! Aiuto!
tieni la mia fascia. Vabbè, vi saluto, ciao.